Presidente, partiamo dal super bonus, le macerie sul territorio e le regole che cambiano. La situazione qual è? Il capitolo del super bonus credo che dobbiamo chiuderlo, ormai è un capitolo anche speso male, perché teniamo presente che al nord Italia circa il 6% del patrimonio immobiliare che doveva essere riqualificato è stato riqualificato. Il 6% sono tanti, sono in Italia complessivamente più di 250.000 edifici, quindi questo è il lato positivo che non va dimenticato e non va perso. Il problema critico, il nodo critico è il costo di questo intervento e il modo in cui è stato finanziato. Diventa molto difficile soprattutto perché ormai non è più credibile l'interlocutore che ci sta dando delle regole che dopo vengono cambiate in corso d'opera e che soprattutto fa delle modifiche normative retroattive. Chi può investire su questo genere di comparto, visto che questa è la serietà dell'interlocutore? Vanno compresi i motivi e da lì ripartire, perché la direttiva europea di recente approvazione ci impone a rispettare certi vincoli pur nell'autonomia dei singoli stati nazionali che, tradotti in cifre, vogliono dire che da qui al 2030 noi dobbiamo mettere a posto più o meno 100.000 edifici all'anno. Superbonus ne metteva a posto circa 150.000, quindi è un'intensità paragonabile. Quindi sappiamo che la dimensione del problema. Come finanziarlo? Con uno spettro molto più ampio di possibilità che possono andare dal trasferimento diretto, come è stato il contributo per esempio post-Covid, allo sconto in fattura che abbiamo sperimentato, ma anche all'intercettazione in maniera molto più consistente di fondi pubblici. Ha parlato di una bomba, di un terremoto che ha lasciato sul territorio, ci sono delle stime, dei numeri? Si parla all'incirca del Veneto di oltre 1 miliardo di crediti incagliati. Ricordiamo che il Veneto è stato, per quanto riguarda il super bonus, una delle terre più prolifiche. Adesso abbiamo anche tante famiglie che hanno questo tipo di problema, cioè andare a ripristinare delle situazioni, soprattutto dei cantieri che destano preoccupazione. Al netto di questo, lo scenario qual è? Il scenario è sicuramente roseo fino al 2026, quindi cerchiamo di lavorare adesso per portare i nostri contesti, per far vedere i nostri numeri e soprattutto creare un domani migliore. Torna anche lo spettro del redditometro. No comment. Il problema è che in Italia ci sia una percentuale davvero troppo esigua di persone che hanno l'intero carico del contributo fiscale e del lavoro dipendente, e lo diciamo perché i nostri dipendenti sono quelli che pagano la gran parte delle imposte. È un problema grave e deve essere risolto. Io personalmente, da questo punto di vista, penso che il redditometro tutto sommato non sia così sbagliato per intercettare sacche di evasione intollerabili.